Una buona giornata, ben trovate e ben trovati, prima edizione dei nostri telegiornali, lunedì 5 agosto, staremo insieme fino alle 13:30, tanti gli argomenti, tanta la cronaca dal territorio anche oggi. È stato un weekend di passione sulle strade, le autostrade, bollini dal rosso al nero in questo weekend per l'esodo estivo, alcuni incidenti ma tanti anche gli incendi anche all'altopiano di Asiago. Ma partiamo andando a vedere il Corriere del Veneto, l'apertura del Corriere del Veneto che ci mostra due incidenti nella mattinata, uno in provincia di Venezia e uno in provincia di Treviso. Un'anziana investita e uccisa nelle strisce pedonali e un camioncino che si ribalta in un fossato, morto il passeggero. Ci aggiornano dal territorio su queste novità, vedo già collegata la nostra Anna Maria Parisi da Portogruaro. Anna Maria, cos'è successo questa mattina? Buongiorno. Sì, buongiorno. Edi, anziana di 81 anni di Teglio Veneto, mentre era in sella alla sua bicicletta, è stata travolta e uccisa da quello che oramai è un dato di fatto, è stato un pirata della strada. L'incidente, la tragedia proprio qui in via Udine, lungo la provinciale 93 che collega Portogruaro con Codevido, cioè la provincia di Venezia con quella friulana. L'incidente non proprio sulle strisce pedonali ma a pochi metri da qui, proprio sul bordo, sul ciglio della strada, dove anche Sandro Ponchio, che ha fatto le immagini poco fa, ha rischiato veramente di essere letteralmente falciato. Qui le macchine e i camion vanno ad una velocità molto sostenuta e noi abbiamo sentito anche il sindaco di Teglio Veneto, un comune di poco più di 2200 abitanti, chiedendogli le generalità, chi fosse questa anziana che da Teglio è arrivata fino a qui in bicicletta, e lo sentiremo anche più tardi perché adesso è da capire, non si sa ancora chi fosse questa anziana di 81 anni, non c'erano nessun testimone che ha potuto dire che cosa fosse accaduto, soltanto un automobilista che ha subito avvisato il 118 e così i carabinieri intervenuti della locale stazione di Portogruaro per dire che aveva visto un corpo riverso a terra, oramai già esanime, privo di vita, qui lungo via Udine. Quindi subito sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'anziana donna. Ora i carabinieri sono a caccia del pirata della strada, si pensa fosse alla guida di un furgone e lo stanno facendo monitorando tutte le telecamere che ci sono qui lungo la zona. E per il momento da Portogruaro è tutto, la linea torna a te, Edi. Grazie Anna Maria. Sandro Ponchio per questi aggiornamenti, ovviamente tutte le news nei telegiornali della sera di questa sera. Appunto. Noi continuiamo con la cronaca dalle strade, ci spostiamo nel Padovano, incidente prima di mezzanotte a Torreglia. Auto nella scarpata in via Roccolo a Torreglia ieri sera alle 11:05, le persone ferite, a soccorrerle i vigili del fuoco di Abano Terme con anche gli operatori alpino-fluviali. Dopo essere stati recuperati, le 4 donne e l'uomo all'interno del mezzo sono stati affidati al personale del SUEM 118 per essere poi trasportati in ospedale. L'operazione è stata complicata dalla fitta vegetazione e dalla ripidità del pendio. Sul posto anche i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente che da una prima analisi non ha coinvolto altri mezzi. E un altro incidente questa mattina in via Contadina, lungo il cavalcavia che porta a Carmignano di Brenta, nell'Alta Padovana, verso le 6. Un camion è sbandato andando a occupare tutta la carreggiata, illeso il conducente e nessun altro mezzo è stato coinvolto. Sul posto i vigili del fuoco di Cittadella, i carabinieri che stanno eseguendo i rilievi, sul posto 2 gru addirittura per spostare il mezzo che ha bloccato la circolazione per ore. Ma vedo collegato da Treviso il nostro Christian Arboit che ci aggiorna sull'incidente dall'esito mortale avvenuto nella mattinata a Mogliano Veneto. Erano circa le 7 di mattina, ma ci dice tutto Christian Arboit. Christian, buongiorno.
Sì, buongiorno Edi, anche da parte di Alberto Pivetta. Siamo in via Cornarotta, sede del comando provinciale dei Carabinieri di Treviso, una giornata di grande impegno per i militari dell'Arma, iniziata di buona ora questa mattina subito dopo le 7 in una strada collaterale al Terraglio. Siamo in via Roma, Mogliano Veneto, incidente mortale, vi dicevo, poco dopo le 7 del mattino, quando un furgone di lavoro di una ditta di giardinaggio è sbandato finendo fuori strada. Una fuoriuscita autonoma, con ogni dubbio non ci sono dubbi sull'uscita autonoma di questo furgoncino. A bordo l'autista, un 20enne padovano, e a lato passeggero un 63enne di origine marocchina residente a Trebaseleghe. Per lui non c'è stato nulla da fare, con ogni probabilità, ma questo è il vaglio ovviamente dei militari, degli inquirenti, non aveva allacciato le cinture di sicurezza. Il conducente del mezzo è stato portato con un codice di media gravità al Caffoncello. Sul posto ovviamente i carabinieri per tutti i rilievi del caso, i vigili del fuoco e poi appunto le operazioni da parte del soccorso stradale, che sono state particolarmente complicate, lo vedete dalle immagini che stiamo mandando in onda. Ovviamente i rilievi sono in corso, è l'ennesimo morto sulle strade della Marca, un'estate particolarmente difficile da questo punto di vista, ma con Alberto Pivetta ci troviamo presso il comando provinciale dei Carabinieri di Treviso perché si è appena conclusa una conferenza stampa molto significativa. Qui con me c'è il capitano Vincenzo Ferraiuolo, che saluto e ringrazio, perché cos'è successo? Che sono stati assicurati alla giustizia, sono stati arrestati 3 dei 4 autori delle rapine di cui vi avevamo parlato la scorsa settimana. Una rapina aveva interessato una sala slot di Silea, e poi un'altra rapina aveva interessato una sala slot della provincia di Udine. Dove? Allora, la prima verso le 23:30 del 27 a Silea, alla sala slot Las Vegas, e la seconda 3 orette più tardi verso l'1:45 in una sala slot di Remanzacco in provincia di Udine. Quindi 3 ore di distanza tra la prima e la seconda rapina? Sì, grosso modo. Quindi sia in termini di tempo, che poi le indagini hanno dimostrato anche tutti i dettagli, ci hanno consentito di ricondurre ad una unica banda le 2 rapine. In particolare questi soggetti erano totalmente travisati, indossavano abiti scuri, erano armati in entrambe le circostanze di armi piuttosto inconsuete, avevano degli utensili da lavoro agricolo, dei forconi, dei badili. Quindi forconi, badili, bastoni, uno scenario abbastanza particolare. Sì, strano, però hanno commesso degli errori che ci hanno consentito, con perseveranza e con non poco intuito investigativo, permettetemi, di individuare i tre dei 4 soggetti. Ecco, e in tempi dicevamo record, perché appunto le rapine sono avvenute nella notte tra il 27 e il 28 luglio, voi li avete braccati il 31 di luglio ad Aurisina, siamo nella zona di Trieste, probabilmente volevano varcare il confine. Parliamo di 3 soggetti poco più che ventenni di nazionalità rumena. Sì, sicuramente si accingevano a varcare il confine. Questi 3 soggetti, 2 dei quali pluripregiudicati proprio per reati specifici, giovani tra i 22 e i 27 anni, come dicevo, con un curriculum delinquenziale di non poco conto. Sono stati fermati dai colleghi di Aurisina per un normale controllo stradale. Noi siamo venuti a conoscenza di questo perché stavamo svolgendo un'attività di accertamento lungo la tratta autostradale che ritenevamo fosse stata percorsa durante la scorribanda notturna. In quella circostanza, durante i controlli, abbiamo acquisito l'elenco
delle targhe dei veicoli che erano passati senza pagare il pedaggio. Fra queste c'era appunto una Audi Avant di colore grigio targata rumena. A noi serviva la targa pulita perché nel corso delle rapine ovviamente hanno usato delle targhe rubate. Nella prima circostanza le targhe rubate a Roncade, nella seconda a Pradamano, provincia di Udine. Con questa targa rumena poi siamo riusciti a collocarla sulle scene dei due delitti in momenti del tutto compatibili con le rapine che poi sono state consumate. Così li avete incastrati nel giro di meno di 72 ore sostanzialmente questo, quindi l'Audi color grigio che è stata individuata dalle telecamere, ma non è stato facile visto appunto questo gioco, chiamiamolo così, di targhe, e poi il particolare delle scarpe, perché i dettagli fanno sempre la differenza. Questo è un errore che hanno commesso, indossare degli elementi d'abbigliamento, in questo caso calzature, che sono individuanti, sono dettagli magari fluorescenti, spesso di notte, in particolare con le luci artificiali emergono in maniera molto visibile. E questo ci ha consentito, oltre a essere perfettamente attagliati a livello fisionomico ai soggetti che cercavamo, i tre appunto avevano con sé, o le indossavano o le avevano tra i bagagli, queste calzature un po' particolari. E hanno fatto, quindi lo ripetiamo, la differenza. Grazie davvero al capitano Ferraiuolo. Per il momento, Edi, è tutto dal comando di via Cornarotta. Con Alberto Pivetta ti restituisco la linea. Cristian, grazie al tuo ospite per questi aggiornamenti, un'importante operazione dunque. Noi adesso ci colleghiamo invece con Federico Fusetti da Padova per un ennesimo fatto di cronaca, un'altra aggressione in pieno centro a un barista. Si ripetono infatti gli episodi di violenza ai danni di baristi e clienti da parte di gruppi di giovanissimi nel centro cittadino, e ci racconta di più tutto Federico Fusetti in compagnia di un ospite. Federico, buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori, sono con Cristian Roca Allende in Piazza delle Erbe per parlare di questo, cioè la cronaca che ci racconta di un'aggressione ai danni di una coppia di baristi qui in piazza da parte di persone insomma, che stazionano qui nelle piazze senza far nulla, ma aggredendo, disturbando, minacciando, e non sono gli unici, perché sono episodi che si stanno ripetendo spesso, soprattutto nelle piazze, quindi un degrado che allarma i cittadini. Infatti siamo con Wanda Pellizzari, che è portavoce dell'associazione commercianti del centro, però in realtà oltre a essere stata anche ex consigliere comunale, insomma vive la città dall'alba al tramonto, e quindi ha bene il polso della situazione. Cittadini che sono oltre che preoccupati anche arrabbiati adesso. Sì, sono arrabbiati, sono esasperati, perché come abbiamo sempre detto e ripetuto, questi fatti delittuosi di vandalismo, di violenza continuano, si ripetono e diventano sempre di più, per cui invece di regredire aumentano, e aumentano con sfrontatezza, perché tutte queste persone che compiono questi atti delittuosi di vandalismo non hanno paura di nessuno. O di aggressione anche alle persone. Di aggressione, l'aggressione è ancora peggio, però non hanno paura di niente, sanno che agiscono indisturbati e impuniti. Ecco, questo che ci fa arrabbiare, perché se tu sei punito, insomma stai attento la volta dopo di ripetere, invece qui non si fa niente e la gente continua, sono sbandati, io non voglio dire sono drogati, un sacco di aggettivi si possono usare per queste persone. Sta di fatto che usano violenza gratuita. L'altro giorno anche al nostro amico Carlo 30 giorni di prognosi riservata, ragazzi. Un altro commerciante. È un altro commerciante, il barista di via Santa Lucia di Missaglia, una persona anziana, gli hanno persino strappato dalle orecchie, lui non ci sente bene, aveva l'apparecchio acustico. Cioè, che violenza, ma che violenza! E questo non solo la sera, ma anche durante la giornata. Anche durante la giornata abbiamo paura di tutto, i borseggi.
insomma, abbiamo paura di tutto veramente. I turisti non se ne accorgono perché non vivono la città, ma noi che la viviamo ci rendiamo conto che la cosa peggiora, e questo che noi chiediamo a gran voce, lo chiediamo sempre di più ancora oggi: dobbiamo fare in modo che questo si fermi e che ci sia una pena sicura per chi compie atti delittuosi. Ecco, non è... Nell'immediato cosa si può fare, le prime cose? Nell'immediato la prima cosa da fare è che chiediamo sempre la presenza costante di agenti della polizia, dei vigili urbani, insomma, la presenza ci deve essere, perché già una divisa allontana in qualche maniera colui che vuol fare qualcosa di male. Ecco, non ce n'è, e noi vediamo che purtroppo sappiamo che gli agenti sono pochi, ma adesso prova, facciamo un giro a 360 gradi, agenti non ce ne sono, e invece ci vogliono, specialmente nelle piazze, nel centro storico, in tutta la città, per l'amor del cielo, ma soprattutto in centro storico, dove ci sono tante attività una attaccata all'altra, perché anche le attività che non subiscono violenze fisiche hanno paura anche dei furti, perché tutti i giorni poi uno non va neanche lì a denunciare: mi hanno portato via questo. Invece bisogna farlo. Lo so, bisognerebbe farlo, ma non c'è nemmeno il tempo, per cui uno entra e approfittano, rubano gli occhiali, rubano i portafogli, rubano qualunque cosa sia. Ecco, questo non va bene, ma non va bene soprattutto perché le cose stanno notevolmente e io dico precipitevolissimevolmente aumentando. Ecco, questo deve finire. In primis abbiamo chiesto tante volte le telecamere, qualche telecamera in più è stata messa, ma non sono sufficienti. Noi chiediamo almeno finché non c'è la certezza della pena, che la stiamo veramente desiderando con tutte le nostre forze, che almeno che ci sia la presenza costante delle forze dell'ordine. Grazie a Wanda Pellizzari. Edi, insomma, continueremo a raccontarvi soprattutto la cronaca di quello che sta accadendo su questo fronte. Se non hai domande ti restituisco la linea. Federico, grazie alla tua ospite. Insomma, più sicurezza chiedono non solo i commercianti ma anche gli stessi cittadini del centro, e continuiamo a rimanere nella città di Padova perché appunto abbiamo raccontato di come giovanissimi sempre di più hanno questi atteggiamenti aggressivi nei confronti anche dei commercianti, di baristi in questo caso, ma la questura di Padova ha fermato un 17enne che gravitava nella zona della stazione, pensate, con un macete. Osservando una telecamera dalla sala operativa della questura di Padova, un agente ha fatto scattare l'allarme. Un uomo sta nascondendo un macete lungo mezzo metro in via Bixio, in zona stazione. Sul posto, subito, una volante che ha fermato un 17enne che vive in città e, nonostante la giovane età, ha un curriculum criminale notevole. Da subito il ragazzo ha manifestato un atteggiamento aggressivo e ostile, arrivando a pronunciare frasi come «non riconosco questo Stato e le sue leggi». Il giovane è stato accompagnato negli uffici della questura ed identificato. È stato quindi denunciato per porto abusivo di arma e poi riaffidato ai genitori. Verrà colpito anche da un avviso orale. Da inizio anno sono 112 i minorenni denunciati e 11 quelli arrestati dalla polizia, ha sottolineato il questore di Padova Marco Dorisio. Occorre un impegno multiagenzia, ha detto il questore, affinché nell'interesse proprio dei ragazzi e degli adolescenti si intercettino quanto prima quegli atteggiamenti devianti, al fine di intervenire per interrompere il cosiddetto ciclo della devianza prima che sia troppo tardi, lavorando su quella che deve essere la consapevolezza delle condotte che i ragazzi pongono in essere, passaggio indispensabile per far maturare il loro senso di responsabilità. E sono padovani 2 ragazzi feriti durante una rissa a Gallipoli. Sono ancora in ospedale 2 giovani padovani feriti nel corso di una rissa scoppiata a Gallipoli, in Puglia, dove i ragazzi erano in vacanza. Il bilancio, dopo l'intervento della polizia, è di 3 turisti denunciati, tutti padovani tra i 21 e i 22 anni, ovvero i 2 feriti e un terzo giovane, e 4 addetti alla sicurezza dello stabilimento balneare in cui è avvenuta la violenza, denunciati. È il commissariato di Gallipoli che sta ricostruendo l'episodio, l'ennesimo di un'estate costellata da violenze nella famosa località balneare. Secondo un primo racconto dei giovani feriti, i padovani sarebbero stati accerchiati, aggrediti e picchiati dagli addetti alla sicurezza che erano sopraggiunti. La ricostruzione precisa però sarà fatta dopo aver raccolto tutte le testimonianze. Sembra
che ad affrontarsi lungo la spiaggia e che la lite sia poi proseguita nei pressi di un locale siano stati alcuni giovani del posto, i padovani, magari per qualche frase offensiva di troppo. Per uno dei 2 feriti la prognosi sarebbe di 30 giorni per contusioni e anche fratture. Sono numerosi gli episodi di violenza che stanno caratterizzando l'estate a Gallipoli, con discussioni e polemiche anche a livello nazionale. Una ventina di giorni fa, ad esempio, un'altra rissa nella quale sono comparsi anche un coltello e oggetti metallici usati per colpire alcuni giovani. Ci spostiamo ora nel Vicentino. Una donna è rimasta intossicata per aver respirato i fumi sprigionati da un incendio nella sua casa durante la notte. Le fiamme hanno avuto origine da un deumidificatore nella camera da letto. Si trova ancora in osservazione all'ospedale San Bortolo di Vicenza. La donna è rimasta intossicata dal fumo che improvvisamente si è sprigionato nella sua abitazione domenica nel cuore della notte. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco e del SUEM giunti tempestivamente poco prima dell'1 che hanno permesso di circoscrivere le fiamme nella camera da letto e a prestare le prime cure alla donna e a trasportarla immediatamente al pronto soccorso. Ad incendiarsi improvvisamente il deumidificatore nell'abitazione di via Massimo d'Azeglio nella zona di Monteberico, ed è stato proprio nel tentativo di spegnere le fiamme dell'elettrodomestico che la donna ne ha respirato i fumi tossici. I pompieri infatti sono stati costretti ad entrare con gli autorespiratori nell'abitazione per domare le fiamme che nel frattempo si erano estese al materasso in lattice della camera. Le operazioni di spegnimento si sono concluse dopo le 3. L'abitazione è stata dichiarata inagibile per i danni causati dal fumo. Ed è stato un weekend intenso per i vigili del fuoco in tutto il Veneto, un incendio anche a Gallio che ha parzialmente distrutto un appartamento, una tipica casa di montagna. Poco prima delle 10 di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sacello a Gallio per l'incendio di un appartamento in una tipica casa di montagna di 5 unità abitative. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri, accorsi dal distaccamento di Asiago e in rinforzo da Vicenza e da Tiene, con 2 autopompe, 2 autobotti, l'autoscala e 14 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento con molte finiture in legno, riuscendo a circoscrivere le fiamme al solo appartamento che si sviluppava su più livelli, evitando il coinvolgimento del tetto ventilato e delle altre unità abitative che sono state salvate. Gravi i danni nell'appartamento, inagibile a causa delle fiamme che hanno coinvolto il primo piano e la mansarda, danni da fumo anche al piano terra. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Vigili del fuoco anche al lavoro ieri pomeriggio nella provincia di Treviso e precisamente a Ponzano Veneto per l'incendio che ha colpito una ditta di giardinaggio. Una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, è bruciato anche del materiale plastico. Il sindaco ha corso prontamente sul luogo, ha detto che nonostante la pericolosità del materiale non c'è stato nessun danno ambientale. L'incendio è stato domato infatti prontamente dai vigili del fuoco. Fiamme altissime e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Erano da poco passate le 14 quando è divampato l'incendio alla ditta Muggioli di via Visentina, Ponzano Veneto, azienda che si occupa di giardinaggio e installazione di impianti per giardini. Le fiamme partite dall'esterno dello stabile si sono poi propagate anche all'interno, bruciate svariate bobine in polietilene. Una situazione che era sicuramente pericolosa, considerando che l'azienda, la Muggioli Giardinaggio, ha diverso materiale stoccato esternamente ma anche internamente, di materiale appunto di tubature, tutto ciò che è necessario per gli impianti di giardinaggio, quindi anche altro materiale infiammabile. Il capannone ha subito dei danni, ma fortunatamente il rapido intervento dei vigili del fuoco ha permesso di salvare l'azienda. Fiamme domate prontamente dai vigili del fuoco che una volta spente hanno continuato a pescare acqua dalle canalette per proseguire nel raffreddamento del capannone che ha raggiunto importanti temperature, mettendo così in sicurezza l'intero stabile e quelli vicini.
punto di vista della sicurezza ambientale dei cittadini nulla da segnalare, in quanto il rapido intervento dei vigili del fuoco ha permesso lo spegnimento della parte più pericolosa e quindi il fumo acre che era presente si è dissolto in breve tempo. Sulle cause dell'incendio nessuna ipotesi è esclusa, anche se si segue la pista dell'autocombustione legata all'alta temperatura raggiunta in concomitanza della concentrazione di una piccola quantità d'acqua sul materiale plastico che avrebbe funto da lente. Esternamente all'azienda ci sarebbero infatti centinaia di matasse di tubature in materiale plastico. Inagibile l'area dell'azienda andata bruciata. Dipendenti che potranno sicuramente continuare il loro lavoro perché grazie all'intervento appunto dei vigili del fuoco tutto è stato domato e i danni sono sì ingenti ma contenuti. Rimaniamo a Treviso sul caso dell'aggressione ai danni di una giovane commessa da parte di 4 minorenni in pieno centro. La banda responsabile della violenza avrebbe le ore contate, l'allarme lanciato da Ascom Confcommercio, agire in prevenzione, altrimenti anche il commercio della città ne risentirà. Aggredita e picchiata con le sedie di un locale di via Vogari solo per aver chiesto il permesso di passare. Sul caso della violenza ai danni di una giovane commessa del centro di Treviso continuano le indagini dei militari dell'Arma per individuare i giovanissimi responsabili. Carabinieri che avrebbero raccolto elementi utili e importanti al fine di identificare i ragazzi coinvolti. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di giovanissimi già noti alle forze dell'ordine, 2 ragazze e 2 ragazzi, tutti di età compresa tra i 14 e i 16 anni. Ennesima aggressione da parte di giovani che ha scosso l'intera città ancora una volta al centro della cronaca per fatti di questo tipo. L'allarme lanciato dalle associazioni di categoria. È sconcertante anche perché noi non siamo abituati non solo a pensare a questo ma neanche a immaginarcelo, non nella nostra Treviso, non nella nostra società, non in pieno giorno, non in mezzo ad altre persone, non da parte di minorenni. C'è un tema di sicurezza, c'è un tema di percezione della sicurezza, c'è un tema sociale più che preoccupante e disarmante. La necessità di intervenire agendo sulla prevenzione di questi fenomeni, secondo il presidente di Ascom Confcommercio, anche per difendere l'immagine della città e così le attività degli associati. Non è più una questione neanche di zone, no? Di ambiti poco presidiati, perché quello di cui stiamo parlando è evidentemente frequentato. Allora bisogna fare un ragionamento più ampio che esca dalle logiche del commercio, che esca dalle logiche della sicurezza nel centro storico, ma che evidentemente comprenda famiglie, comunità, scuole, educazione, anche forze dell'ordine, anche interventi, evidentemente anche soluzioni di maggior sicurezza. Se da un lato dobbiamo, ripeto, prevenire, dall'altro dobbiamo poi trovare i percorsi perché queste cose non succedano. Insomma, lo avete sentito da Treviso a Padova, fenomeni che si ripetono, una preoccupazione crescente non solo tra i commercianti e i ristoratori ma anche tra i residenti. Meravigliosa, adesso è una cosa pessima, non dico altro per non dare il troe. Parla il titolare di una storica osteria a 2 passi da via Vogari, che racconta come in ben 70 anni di attività abbia visto radicalmente cambiare la città. Preoccupazione per una violenza crescente dunque anche da parte dei ristoratori. Devono fare qualcosa, ma con molta velocità. Da donna ho paura, ho anch'io le mie angosce nel muovermi all'interno della mia città, tra l'altro, e qui adesso a qualsiasi ora del giorno perché non c'è più un orario. Cerchiamo di non essere mai da soli, anche al mattino se arrivo presto perché ho i fornitori che arrivano presto, dopo una certa ora mi richiudo a chiave finché non arrivi il papà o il fratello o il personale. Di solito è una zona tranquilla e siamo rimasti a sentire che anche qui non siamo più tranquilli, però mancano le luci anche di sera sulla via Pascoli, è sempre buio. Mi sembra strano che possano succedere queste cose perché ieri appunto abbiamo letto la notizia e abbiamo sentito anche gridare perché alla fine non lo so. A parlare è una residente della zona che non si capacita di come un fatto del genere possa essere successo. Per me Treviso è la città perfetta, noi stiamo benissimo, solo che poi ci dispiace quando sentiamo che ci sono questi episodi come in Piazza Borsa
e come sì, lì al PAM che tanta gente dice che viene aggredita e così, allora dispiace, però posso dire che noi qua viviamo bene. Poi ci dovrebbe essere, magari non so, a fare qualcosa che fa sì che anche le persone di una certa età, perché adesso poi verrà avanti l'inverno, poi non escono perché hanno paura. È un problema che bisognerà tentare di risolvere in qualche modo, perché mi pare che ultimamente si stiano moltiplicando questi episodi. Mi auguro che sindaco, amministrazione, polizia e nel concorso comune riescano a trovare una buona soluzione rapidamente. Alleggia un senso di amarezza tra le vie del centro, sentimento che smorza anche la speranza che le numerose telecamere che l'amministrazione ha annunciato verranno installate nel centro possano essere utili a prevenire questo tipo di fenomeni. Forse queste persone magari non gli può interessare, non gli importa niente delle telecamere, perché non si rendono neanche conto che ci siano o no, perché quando sono magari alterati non si rendono conto. Nelle montagne ora, approfittando di un varco nelle nubi, ieri l'elicottero del soccorso alpino Falco 2 è riuscito a raggiungere la piazzola del rifugio Torrani in Civetta per recuperare un escursionista che si era fatto male risalendo la ferrata degli Alleghesi. Il 52enne di Sant'Ambrogio di Valpolicella in provincia di Verona aveva riportato una probabile lussazione alla spalla ed era riuscito ad arrivare al rifugio, dove però non era stato possibile ultimare il soccorso con l'elicottero appunto per il muro di nuvole. Ieri il personale del soccorso alpino della Val di Zoldo e un infermiere erano pronti per essere trasportati in più in alto possibile per completare poi a piedi la salita. L'eliambulanza è potuta poi entrare, ha imbarcato l'infortunato e lo ha trasportato all'ospedale di Belluno. Questa è la cronaca dalle montagne, noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Eccoci tornati in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali 12:33 insieme fino alle 13:30. Saluto e presento il mio ospite Francesco Ru, il nuovo segretario generale della CISL Belluno Treviso, che subentra a Massimiliano Paglini, oggi qui per commentare non solo la cronaca di questi giorni ma per fare anche un po' il punto del sindacato dopo questo passaggio di testimone. Buongiorno Francesco. Buongiorno anche a voi. Insomma, i fatti di cronaca ci hanno mostrato questa mattina due gravi incidenti sulle strade, uno nel Veneziano, uno nel Trevigiano. Quello di Mogliano Veneto nel Trevigiano ha dato come esito una persona rimasta appunto uccisa, un 63enne. Il furgoncino era chiaramente un furgoncino da lavoro, come ci diceva il nostro Christian Arboit, che è stato questa mattina presso sul posto. Insomma, come sindacato, e poi magari racconteremo anche come è arrivato a diventare il segretario generale, ma intanto commentiamo a caldo questo ennesimo incidente in itinere. La preoccupazione è grande ed è forte su questi temi, perché ricordiamo che gli incidenti stradali come questo in itineri di fatto sono degli infortuni sul lavoro, sono delle persone che stanno andando al lavoro e poi sono vittime di questi incidenti. Naturalmente aspettiamo tutta l'inchiesta che ci sarà, la dinamica degli eventi, eccetera, però senz'altro un occhio particolare dovremo darlo anche agli infortuni in itineri, sia quelli che succedono la mattina per andare a lavorare e sia anche quelli al rientro del lavoro, perché molte volte abbiamo i lavoratori e le lavoratrici che sono talmente stanche per l'orario di lavoro che poi sono vittime di infortunio. Quindi la preoccupazione senz'altro è tanto. Adesso naturalmente da parte della CISL di Belluno e Treviso le condoglianze ai familiari del deceduto. Dunque, l'abbiamo presentata come nuovo segretario generale CISL Belluno Treviso, subentra Massimiliano Paglini. Insomma, che eredità e che testimone ha preso? Beh, è una bella sfida, naturalmente da parte mia c'è tanto orgoglio, il peso della responsabilità, perché la CISL di Belluno e Treviso di fatto è una delle organizzazioni sindacali più grandi d'Italia per quanto riguarda la CISL. Abbiamo oltre 90.000 iscritti, abbiamo la copertura capillare con le nostre sedi sia su tutta la provincia di Belluno così come su tutta la provincia di Treviso.
facciamo decine di migliaia di pratiche sia per quanto riguarda le denunce dei redditi, sia per quanto riguarda l'assistenza patronale, pensioni e quant'altro, oltre a tutti gli altri servizi. Insomma una bella, bellissima responsabilità, perché di fatto siamo un punto di riferimento nelle 2 province per decine di migliaia di lavoratori che ci stimano, ci apprezzano e a cui noi dovremo riuscire a offrire un sindacato sempre più all'altezza per dare risposta ai loro bisogni. Ci impegneremo al massimo. 54 anni, originario di dove il cognome non è assolutamente veneto, vero? Assolutamente. Io sono originario sardo, di origini sarde, anzi, a dire la verità sono sardo perché sono nato in Sardegna, qua in Veneto ormai da 35 anni, quindi diciamo che... È un impegno a fianco di CISL da lungo tempo. È un impegno a fianco della CISL da 30 anni, quindi abbiamo un bel trascorso. Io ho seguito per quanto riguarda le province di Treviso e di Belluno tutto il tema dell'edilizia, del legno e i materiali da costruzione. Gli ultimi 6 anni da segretario generale della Filca del Veneto, quindi le stesse categorie però a livello Veneto, quindi per l'intera regione. Dunque, come segretario generale ora di Treviso-Belluno, un focus su quello di cui parlavamo proprio nel momento in cui l'ho presentata, la sicurezza sul lavoro. La CISL in questo senso come si sta impegnando? No, ci stiamo impegnando, è una scelta di impegno molto forte che ha fatto la CISL nazionale negli ultimi anni, rafforzata ulteriormente negli ultimi mesi, con assemblee sui luoghi di lavoro, con formazione, informazione e quant'altro. Diciamo che serve ancora più impegno per quanto riguarda la salute e la sicurezza sui posti di lavoro. Sottolineo questo aspetto perché noi, oltre tutto il lavoro che dobbiamo fare sulla sicurezza, dobbiamo fare un grande lavoro per quanto riguarda la salute. La salute si intendono l'ambiente di lavoro, le sostanze che si usano e quant'altro, perché registriamo che fatto 100 il numero di morti per infortunio sul lavoro, ce ne sono altrettanti che purtroppo muoiono a causa delle malattie professionali. Quindi un grandissimo lavoro dovremo farlo per quanto riguarda tutto il tema della formazione e informazione, naturalmente chiedere dal punto di vista normativo maggiori controlli, maggiori verifiche, più assistenza alle imprese e ai lavoratori sul territorio. Nel contempo dovremo fare una grandissima campagna sulla cultura della sicurezza, che a nostro avviso manca ancora. Noi per cultura di sicurezza intendiamo riuscire a fare in modo che i lavoratori percepiscano perfettamente il rischio intrinseco sulle lavorazioni. Cioè, prima di fare questo tipo di lavorazione, il lavoratore deve essere in grado di capire, valutare e prendere atto del rischio che è connesso a quell'attività. Solo così poi si eviterà alcuni comportamenti. Se no rischiamo che comportamenti che hanno portato in passato a infortunio continuano a ripetersi. Io faccio sempre l'esempio, infortunio caduta dall'alto, ormai sono decenni che spieghiamo cosa bisogna fare, come comportarsi per evitare questo, però è ancora la caduta dall'alto, delle principali cause di infortunio mortale in edilizia. E come sta in questo senso la provincia di Treviso rispetto a tutto quello che ci sta dicendo? C'è come necessità, insomma, e anche come numeri? Noi diciamo che, sapete, i numeri ci dicono che noi abbiamo in Italia, superiamo i 1000 morti da infortunio. In Veneto superiamo i 100, nelle nostre province tra Treviso e Belluno l'anno scorso sono stati oltre 20. In questi primi 6 mesi del 2024 sono in calo. Ci auguriamo e continuiamo a lavorare perché continuino a diminuire, però attenzione, finché noi avremo ancora solo un infortunio mortale vuol dire che non stiamo facendo abbastanza. Dobbiamo continuare a impegnarci perché il messaggio forte che vogliamo lanciare è che difficilmente si muore sul lavoro per delle fatalità
o per un qualcosa di straordinario. Si muore perché? Perché i lavoratori non hanno abbastanza formazione, non hanno abbastanza informazione, o perché le aziende non hanno applicato tutta la normativa che dovevano applicare. Quindi quasi sempre per una mancanza di comportamento idoneo a quella tipologia di lavoro e mancanza di comportamenti per quanto riguarda le norme e non per casi straordinari. Quindi l'impegno come CISL di Belluno e Treviso nelle prossime settimane, nei prossimi mesi sarà rafforzato ulteriormente. Una provincia, come poi tutta la regione, è strettamente legata alle industrie ma anche all'agricoltura. Tra poco inizierà la vendemmia, era di un paio di mesi fa, forse anche meno, ne avevamo dato conto anche nei nostri telegiornali dello scandalo caporalato che aveva coinvolto la provincia di Treviso, dei lavoratori di origine indiana che erano di fatto entrati nel giro del caporalato pensando invece di arrivare qui in Italia a lavorare, venivano di fatto nascosti in una casa in decadenza a Negrisia. L'importanza di, anche nell'agricoltura, vigilare su il personale e sui contratti. È indubbio. Noi abbiamo un problema grandissimo che è la piaga del caporalato. Non possiamo nascondercela e non possiamo nascondere che non riguarda solo alcune parti d'Italia, ma riguarda l'intero territorio nazionale, riguarda anche la nostra provincia di Treviso ed è dovuto fondamentalmente al fatto che noi abbiamo in alcuni settori un disperato bisogno di manodopera che va dall'agricoltura al commercio, all'edilizia, eccetera. E non avendo questa manodopera si rischia che la risposta al bisogno di manodopera la diano i caporali, che vuol dire semplicemente sfruttare dei lavoratori quasi sempre senza permesso di soggiorno e quando dico sfruttarli vuol dire farsi pagare per portarli qua e dopodiché farsi pagare anche per trovargli un posto di lavoro, che vuol dire fondamentalmente che queste persone lavorano quasi gratis. Ciò che è successo, adesso io non voglio parlare di schiavitù, ma non è che siamo particolarmente lontano perché quello che è successo nel nostro territorio rasenta questo. L'impegno come sindacato deve essere quello, anche qui oltre a informare, raggiungere le persone eccetera, ma il vero obiettivo che abbiamo è nella nostra presenza nel territorio, nei posti di lavoro eccetera, riuscire a monitorare attentamente questi fenomeni, scoprirli e denunciarli, in modo che in collaborazione naturalmente con le forze dell'ordine poi si riesca a estirpare questi fenomeni. In vista della vendemmia si cercano, leggevamo ieri nei giornali, più di 5.000 addetti ai lavori che non si trovano. Nel frattempo le dico che le sta cadendo il microfono, se riesce così anche dalla regia e in TV riusciamo a sentirla meglio. Si cercano insomma 5.000 addetti ai lavori che non si trovano, come non si trovano, ci dicono insomma i commercianti, giovani che riescano ad avvicinarsi a questo tipo di lavori. Come mai? Diciamo che ci sono una serie di lavori che per la precarietà e per anche il tema del lavoro povero, perché noi... E del lavoro stagionale in sé. Del lavoro stagionale, ma noi negli ultimi anni è aumentato il numero di occupazioni, di occupati, però con la stessa percentuale con cui è aumentato non ha corrisposto un aumento del lavoro ricco, del lavoro solido, del lavoro stabile e questo porta appunto a tutta questa serie di precarietà. Nel settore agricolo naturalmente per la tempistica di lavoro e quindi la stagionalità è un problema ulteriore, però attenzione, non è solo un tema di vendemmie. Noi nei prossimi anni il Veneto avrà bisogno di oltre 300.000 lavoratori per coprire coloro che usciranno dal mondo del lavoro e noi attualmente non abbiamo una risposta da dare a tutti questi settori. Quindi assistiamo a questi fenomeni di sfruttamento di persone proprio perché non riusciamo a mettere in campo una strategia idonea a soddisfare il bisogno dei settori per quanto riguarda la manodopera.
Una società che cambia, è un lavoro e una struttura del lavoro che fa fatica ad adattarsi a questo che ci sta un po' dicendo. Eh sì, purtroppo sì, cioè o noi riusciamo concretamente a fare un'analisi dei bisogni che ha il Veneto in temi di manodopera, ma questo riguarda tantissimi settori, riguarda l'agricoltura, riguarda l'edilizia, abbiamo le imprese edili che stanno impazzendo alla ricerca di lavoratori, abbiamo tanti settori che hanno bisogno di manodopera, quindi se non riusciamo, un po' anche perché ci sono determinate tipologie di lavoro che gli italiani non vogliono più fare, ma non perché gli italiani giovani sono superficiali o quant'altro, forse quei lavori, quel tipo di lavorazioni devono rifare un'analisi e scoprire come essere nuovamente attrattivi anche per i giovani. Nel frattempo noi dovremo studiare una serie di normative e comportamenti che diano la possibilità di far arrivare in Italia quei lavoratori di cui c'è bisogno, possibilmente non attraverso le vie della morte, ma con degli accordi da fare prima, con una minima formazione da fare sui luoghi di lavoro di questi migranti, sugli stati di residenza di questi migranti, in modo che poi possiamo realmente offrirli al mercato del lavoro veneto e così che diano anche il loro contributo, oltre naturalmente a migliorare la loro situazione. Senta, apriamo il capitolo sanità. Un bel capitolo. No, questo è uno degli altri capitoli che ci preoccupa tantissimo perché il Covid ha messo alla prova concretamente i servizi sanitari di tutta Italia, ha messo a dura prova anche quello del Veneto che ha risposto bene, però oggi deve rilanciarsi perché abbiamo un problema di invecchiamento della popolazione e invecchiando sempre più abbiamo bisogno di più servizi sanitari, abbiamo bisogno di più case del riposo e quant'altro. Quindi una popolazione che sta invecchiando sempre di più. Sì, la popolazione ormai invecchia, dicevo, sempre più e quindi aumenta quel bisogno di offrire assistenze a persone di una certa età. È un problema, io questo lo sottolineo sempre, che riguarda non solo l'interessato, quindi magari l'anziano che ha bisogno di assistenza, ma è un tema che riguarda la famiglia intera. Quindi ci sono sempre più persone che non hanno la possibilità di offrire l'adeguato servizio sanitario ai propri genitori, ai familiari e quant'altro. Non possono permettersi in alcuni casi le case del riposo, eccetera. E quindi bisognerà su questo fare un'analisi approfondita e poi diciamo che visto il bisogno dovremo senz'altro dare una risposta a questo. Anche perché diciamo che questo è un tema che va visto da due punti di vista minimo, cioè da chi ha bisogno del servizio e quindi queste persone magari non autosufficienti, ma visto anche dal punto di vista di chi lavora nelle RSA, negli ospedali eccetera, dove manca sempre più manodopera, dove vengono costretti in alcuni casi anche a fare il doppio turno senza potersi riposare e questo non è ammissibile e quindi bisogna lavorare su questo tema da più fronti. Però ecco, l'invito che faccio io, il primo è al nostro Presidente della Regione, cogliere il fatto che la sanità è il problema numero uno, su cui tutti quanti dovremo lavorare e se c'è bisogno di trovare risorse bisognerà fare anche dei sacrifici per trovare risorse, perché la sanità è la prima roba che dobbiamo offrire ai veneti. Senta, è da pochi giorni, in conclusione, da pochi giorni arrivato insomma alla segreteria della CISL Belluno Treviso, come sono stati questi giorni innanzitutto e quali i prossimi passi imminenti? E poi parliamo anche della nuova sede ovviamente. Sì. No, allora diciamo che questi primi giorni ciò che posso dire è che ho trovato un clima meraviglioso, perché poi si parla della CISL, ma quando si parla della CISL si dovrebbe parlare di tutte le federazioni che stanno dietro la CISL. Non ne cito nessuna, anche se prima ne parlavo di qualcuna, se no poi ne tralascio qualcun'altra, ma tutte quante sono gestite da segretari generali veramente in gamba, che offrono servizi nel territorio, che sono presenti in migliaia di aziende, che hanno
e collaborano con degli ottimi delegati sindacali su tutte le fabbriche, gli stabilimenti, il servizio sanitario, quindi ospedali eccetera, così come abbiamo una federazione dei pensionati che offre tantissima assistenza, tutela a tutti i pensionati, così come abbiamo dei servizi fantastici, perché ricordo che ormai viviamo in una società sempre più complessa, di cui abbiamo bisogno senz'altro di un sindacato che sia in grado di dare risposte anche per quanto riguarda i servizi, cominciando naturalmente dalla denuncia dei redditi che ogni anno ci stressa un po', però ecco, tutto questo è il mondo CISL. Io ho trovato questo, ribadisco, un'organizzazione sindacale, una federazione, una confederazione che ha saputo coprire, ha saputo coprire perfettamente i bisogni dei cittadini bellunesi e dei cittadini trevigiani, e quindi non posso far altro che mettermi a disposizione. Sono sicuro che continueremo a essere veramente d'aiuto ai lavoratori e ai pensionati della provincia di Treviso e di Belluno. CISL che dal centro di Treviso si è da poco spostata in Viale della Repubblica. Sì, chi mi ha preceduto ha fatto questa scelta che riteniamo era doverosa per essere ancora più all'altezza, perché abbiamo pensato che fosse fondamentale per coloro, i nostri iscritti, le nostre iscritte, i nostri pensionati che venivano a trovarci sulle nostre sedi, avere una sede provinciale che fosse all'altezza di questo nome. Ci siamo trasferiti, abbiamo dei locali che sono più performanti e quindi riusciranno a offrire, diciamo, a essere più accoglienti per i nostri iscritti, in modo che diventi ancora più facile soddisfare i loro bisogni. Bene, quindi io ringrazio il neo segretario generale CISL Belluno Treviso, Francesco Orru, per essere stato con noi, per essersi presentato anche ai nostri telespettatori, subentrato a Massimiliano Paglini, andato alla direzione del Veneto, e continuiamo con i servizi. Abbiamo parlato con il segretario di Sanità e proprio ieri sono arrivati i dati aggiornati per i contagi di Covid in aumento. Ieri i ricoverati hanno toccato quota 107 nella Marca. Il caldo non ferma il Covid, contrariamente ad altri virus. I contagi sono aumentati, così come i ricoveri. La settimana scorsa erano circa 80 le persone ricoverate. Adesso siamo passati a 107, oggi abbiamo 107 persone ricoverate. Di queste ovviamente un 30-35% sono asintomatiche, quindi pauci sintomatico, come si usa dire nel nostro gergo un po' medico, ma che comunque non hanno sintomi legati al Covid. Purtroppo il 70% ha dei sintomi conclamati chiaramente con il Covid, quindi sintomi legati al Covid. E anche i positivi, diciamo, per ogni 100.000 abitanti, se vi ricordate, parlavamo proprio in termini di quanti positivi ogni 100.000 abitanti, oggi siamo arrivati a 28 positivi ogni 100.000 abitanti. Il Covid sta girando, un virus, spiega il direttore generale, come l'influenza. La differenza sta nel fatto che difficilmente la sindrome influenzale si trova in climi caldi. Invece il Covid ha dimostrato di essere un virus con una forte resistenza alle alte temperature. L'importante, e lo dico sempre, è quando andiamo a trovare dei parenti che sono in casa di riposo, sono ricoverati in ospedale, dobbiamo avere, anche se adesso non c'è fortunatamente più l'obbligo della mascherina, avere l'accortezza per salvaguardare le persone che sono fragili, che sono ovviamente con deficit immunitario, di utilizzare noi la mascherina, perché potremmo essere di portatori di Covid senza saperlo. Non solo, ma il caldo e l'AFA stanno mettendo a dura prova gli anziani e i bambini, tantissime le chiamate al SUAM 118 e tante le persone che si presentano al pronto soccorso. E chiedo scusa ai cittadini se aspettano un po' di più in questo periodo del pronto soccorso, perché purtroppo abbiamo tanti cittadini che, debilitati dal caldo e ovviamente da questo clima, che è un clima direi quasi tropicale, al quale non siamo proprio abituati, poi alla fine arrivano in pronto soccorso magari con codice bianco, dico massimo verde, e devono aspettare, poi vengono idratati e vengono ovviamente rimandati a casa, e quindi i tempi sicuramente si allungheranno. Di avere un attimo di pazienza, perché abbiamo veramente, almeno fino all'altro ieri,
abbiamo avuto grandi entrate in pronto soccorso legate soprattutto ai fenomeni del caldo. Il consiglio per tutti, soprattutto per anziani e fragili, è quello di evitare, se possibile, di uscire nelle ore più calde e idratarsi molto. Parliamo sempre di sanità, ci spostiamo però nel Bassanese. Quale sarà il futuro per i punti prelievo con l'apertura delle case di comunità? È il senso dell'interrogazione presentata in Consiglio regionale dalla consigliera Dem Chiara Luisetto. La popolazione sta progressivamente invecchiando e parallelamente i bisogni assistenziali, anche i più semplici, aumenteranno. Aumentano però anche le difficoltà, dato che a Breganze e Zugliano sono stati chiusi gli sportelli amministrativi. Su questo tema la consigliera regionale Chiara Luisetto ha presentato, assieme alle colleghe Camani, Zottis, Bigon e al collega Zanoni, un'interrogazione all'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Quello che mi chiedo è che cosa sarà di questi punti prelievi una volta che apriranno le case di comunità. Nell'Alto Vicentino saranno Tiene, Malo, Schio e Arsiero, ma tutti quei piccoli servizi che danno risposte vicine alla persona, che fine faranno? Se lo stanno chiedendo le comunità locali e i sindaci che hanno visto chiudere questi sportelli amministrativi e ora sono preoccupati per il futuro degli altri servizi molto importanti di vicinanza per i cittadini. Arsiero, Schio, Malo e Tiene avranno entro la fine del 2026 le nuove case di comunità, ma secondo la consigliera Luisetto rimangono punti di domanda sul futuro dell'assistenza sanitaria. Le case di comunità dovranno essere presidi importanti, ma chi vi lavorerà? Quali risposte troveremo? Quale modello di case di comunità si seguirà? E che fine faranno soprattutto i servizi vicini alle persone che così devono restare, come ad esempio i punti prelievo? Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo di nuovo nel Trevigiano a Ponte di Piave, perché il famoso lupo, il lupo del Piave, del Medio Piave, che sta percorrendo da qualche mese avanti e indietro tra Maserata, Breda di Piave, Saletto, Fagarè, Ponte di Piave, si è fatto rivedere ieri, ha avuto un faccia a faccia con un cane. Dopo una quindicina di giorni è riapparso il lupo che da settimane sta girando fra i comuni del Medio Piave, Spresiano, Breda di Piave e Maserata, ed ora è tornato a farsi vedere a Ponte di Piave. Qui lo vediamo sbucare da un vigneto, poi l'incontro con il cane. Il video è ripreso da un cittadino che, come vedete, si avvicina. L'animale sembra impaurito, in difficoltà. Immediatamente è stata allertata la forestale. È stato avvistato nei pressi dell'area golenale un lupo. Come avvenuto nei medesimi comuni lungo l'asta del fiume Piave, il lupo ha un'attività non stanziale ma di perlustrazione. Sono stati prontamente informati la polizia provinciale, i carabinieri forestali e la regione del Veneto. Si aggira tra le vigne ma si avvicina anche alle case in cerca di cibo. Arrivato dal Cansiglio, dopo essere passato molto probabilmente dal Bellunese, è rimasto sempre in zona. A Saletto di Breda di Piave era arrivato in una spiaggetta dove era in corso una festa. All'improvviso è apparso il lupo che si è avvicinato ai cittadini. Inizialmente sembrava spaventato, poi con il passare del tempo ha preso coraggio e si è avvicinato sempre più alle persone, attirato anche dalle costicine che si stavano cucinando. I consigli sono quelli di evitare atteggiamenti che avvicinino l'animale a noi, ad esempio dandogli del cibo o tentando di attirarlo. L'ultimo consiglio dell'esperto va ai proprietari di animali domestici, perché nelle zone in cui è stata avvistata la presenza di un lupo non lasciano cani, gatti, conigli in giardino nelle ore serali, quando l'animale solitamente si avvicina ai centri abitati. Raccomando ai cittadini, se lo incontrano, di segnalare prontamente alla polizia provinciale e al comune di Ponte di Piave l'avvistamento. In caso di avvistamento ricordo inoltre di riprendere gli animali al guinzaglio qualora fossero liberi, di non inseguire il lupo, di evitare dei rifiuti organici abbandonati e di non far uscire durante le ore notturne gli animali. Ricordo nuovamente la mail della provincia, che è poliziaprovinciale@provincia.treviso.it. Noi ci spostiamo sulla home page del Corriere del Veneto, ci sono degli aggiornamenti sull'incidente con esito mortale di questa mattina a Mogliano. Vediamo il furgoncino, il camion si ribalta in un fossato, ci aggiornava il nostro Christian Arboit poco fa, morto padre di 4 figli, non aveva allacciato la cintura. L'incidente in via Selve a Mogliano, la vittima un 63enne che viveva a Tre Baseleghe nel Padovano, grave anche l'autista. Un'auto poi, appunto, come abbiamo detto, vi ho dato gli aggiornamenti anche di quest'auto finita in una scarpata a Torreglia nei Colli Ugani, quindi insomma
Non si ferma la strage nelle strade, proprio l'ANSA batte un'agenzia poco fa, a livello nazionale a luglio è morto un pedone al giorno sulle strade italiane, con un caso di pirateria a Ferrara, una scia di sangue che non si ferma nemmeno ad agosto, con già 4 vittime. Sono 232 i decessi dall'inizio dell'anno, 157 i maschi, 75 le femmine, di cui 134 avevano più di 65 anni e quasi il 60% del totale, quasi il 60% del totale, una strage di anziani che in questi mesi estivi sta avendo luogo. In tutto il 2023 le vittime erano state 485, i dati aggiornati forniti dall'ASAPS, Associazione Sostenitori della Polizia Stradale, che ha sede a Forlì. E con questi dati noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco. Eccoci tornati in studio, prima edizione dei nostri telegiornali 13:05. Continuiamo con una polemica tutta trevigiana scoppiata a Mogliano Veneto, una dura nota dei consiglieri di opposizione, l'attacco al sindaco Bortolato per aver ricevuto dei reperti militari della Prima Guerra Mondiale da esponenti di un'associazione culturale che farebbe capo al movimento di estrema destra Casa Pound. L'attacco al sindaco Bortolato da parte di tutti i consiglieri di minoranza di Mogliano Veneto per la foto che lo ritrae con un esponente di un gruppo legato a Casa Pound. Riteniamo che questa foto fatta dal sindaco sia una foto vergognosa, inappropriata e inopportuna, che testimonia ancora una volta come purtroppo l'ingresso in giunta di Fratelli d'Italia stia determinando uno spostamento a destra da parte dell'azione amministrativa della giunta Bortolato. Foto pubblicata nel gruppo Noi di Destra, sempre duramente condannato dalle opposizioni. Non si può accettare il fatto che un sindaco con la fascia tricolore al collo all'interno del proprio ufficio e con un proprio assessore di fianco, anche se di Fratelli d'Italia, posi con un esponente arcinoto Casa Pound. Non una prima volta per Bortolato, si legge nella nota, visto che già nella scorsa giunta aveva mandato l'assessora Tocchet a presenziare ad un'inaugurazione di un'associazione sempre facente parte dell'orbita di Casa Pound. Abbiamo scritto e depositeremo nei prossimi giorni una mozione per portare il sindaco a riferire in consiglio comunale, a chiedere scusa alla cittadinanza per questa bruttissima pagina che gli sta facendo vivere e soprattutto per prendere degli impegni fattivi su come portare avanti da qui in avanti la memoria e per costruire quello che sarà l'impegno delle prossime generazioni nei confronti di quelli che sono i valori democratici, repubblicani e anche antifascisti. Ed è subito arrivata una nota dal sindaco Bortolato in cui dice che Nilandi e i consiglieri di opposizione ancora una volta danno la caccia alle streghe invece di occuparsi dei problemi reali della città. Abbiamo in quell'occasione, dice, ricevuto 2 cimeli storici della Grande Guerra combattuta sul Piave, fiume sacro alla patria, impregnato di significato e dove tanti italiani e moglianesi hanno dato la vita per la pace e la libertà della nostra Italia. A questo punto, dice il sindaco e ribatte a Nilandi, mi aspetto che una delle prossime assurde richieste della minoranza sia quella di togliere l'inno del Piave nelle prossime cerimonie. Questo dunque la polemica politica scoppiata in quel di Mogliano, mentre adesso ci spostiamo a Lusiana Conco con Vanessa Banzato perché parliamo del bando borghi privati 2,5 milioni alle imprese del comune, ma ci racconta tutto Vanessa Banzato in compagnia della sindaca. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Edi, tutte le persone che ci stanno seguendo. Ci troviamo proprio a Lusiana Conco, mi trovo con la sindaca, come hai appena accennato tu, di Lusiana Conco, Antonella Corradin, perché il comune dell'Altopiano ha ricevuto un bando importante, 2.400.000 euro per il bando Piccoli Borghi, che va appunto ad aiutare, a contribuire per 34 realtà, attività presenti o in via di costituzione sul territorio comunale. Tra l'altro il comune di Lusiana Conco è l'unico comune d'Italia ad aver ricevuto appunto questi contributi per 34 attività.
Sì, effettivamente noi abbiamo aderito al bando Borghi, abbiamo partecipato, siamo stati come comune assegnatari. A quel punto è partito anche il bando per le attività private presenti o che si insedieranno a breve nel nostro territorio e sono state fatte 34 domande. A conferma della validità dei progetti e l'importanza, insomma, e anche l'aderenza alle finalità del bando Borghi, sta il fatto che 34 domande sono state accolte, sono state ammesse a finanziamento, per cui gli originari fondi che dovevano essere 800.000 euro per effetto poi di una ripartizione nazionale ulteriore sono diventati 2.400.000 che sommati al 1,6 milioni che ha preso il comune per attività fatte appunto dal comune diventano 4 milioni sul nostro territorio, quindi direi un risultato davvero grandioso. Questo va a rilanciare anche tutto quello che è il comparto non solo turistico ma anche economico del paese. Certo, certamente il comparto turistico ma anche l'agricoltura, anche l'artigianato e comunque appunto tutto il tessuto evidentemente del nostro territorio che già vede presenze abbastanza importanti, già vede un incremento di popolazione che deriva da trasferimenti di persone che arrivano dall'immediata pianura e che decidono di venire ad abitare da noi, 140 persone nuove residenze nel 2023, proprio di persone che si trasferiscono e che dà il segno di una vitalità ma nello stesso tempo anche di un valore importante intrinseco che è stato appunto valorizzato. Il risultato è il frutto di un lavoro di gruppo importante fatto dall'amministrazione comunale e insieme agli operatori e alle associazioni di categoria che abbiamo proprio coinvolto e si è costituito un gruppo di lavoro che ci sta lavorando dall'inizio del 2022, quindi davvero un risultato grandioso. Ecco, anche proprio nel flusso di quello che è stato il percorso iniziato con la fusione dei due comuni di Lusiana e di Conco. Sì, effettivamente diciamo che il progetto di fusione parte da lontano anche quello ed era proprio mettere insieme le sinergie, mettere insieme il valore di entrambi i territori, magari diversi ma certamente con grandi valori e il risultato è andato bene sia dal punto di vista della fusione ma ora anche da questo punto di vista. È un volano importantissimo che bisognerà mettere a frutto e che sicuramente le aziende del territorio sapranno utilizzare al meglio. Ecco, come tempi? Allora i tempi sono per tutti, sia per il comune che per loro, la scadenza di rendicontazione è giugno 2026, per cui insomma sì, bisognerà un po' correre, però ci staremo dentro sicuramente. Insomma, hai sentito un importante risultato raggiunto proprio da questo comune dell'Altopiano e da Lusiana Conco. È tutto, ti ricevo la linea. Vanessa, grazie e grazie anche alla sindaca per questi aggiornamenti. In mia compagnia in studio intanto mi ha raggiunto Elia Favaro, skipper, possiamo dire? Skipper, sì. Intanto ciao, ci diamo del tu. Perché è qui Elia? Perché è appena tornato 2 giorni fa, giusto? Sì, sono arrivato sabato. Sabato, dopo 2 anni di navigazione in mare aperto, una traversata dell'Atlantico fatta ben 2 volte in solitaria. In solitario. Con la tua barca a vela. Raccontaci di più, intanto quanti anni hai e come mai è nata questa pazza idea? Allora, io sono da Salgareda e navigo da quando ero piccolo perché mio papà ha sempre avuto la passione per le barche a vela e quindi ogni estate erano vacanze in barca a vela in famiglia e poi crescendo la passione è cresciuta e più o meno a 16 anni leggendo libri di grandi navigatori che avevano attraversato l'oceano, avevano vissuto grandi avventure, ho pensato cavolo voglio farlo anch'io. E dai 18 anni in poi con i risparmi del lavoro ho iniziato a rendere questo progetto reale e quando ho avuto l'occasione ho comprato una barchetta a vela e semplicemente sono partito. Ma 2 anni? Sei stato via 2 anni? 2 anni di viaggio, la barca l'ho comprata nel 2021 e dopo
praticamente passato un anno a risistemarla, a prepararla per l'avventura. E 2022 sono partito, ho attraversato il Mediterraneo passando per Grecia, Sicilia, Sardegna, Baleari. Raccontiamo che sei partito però da Caorle, dal porto di Caorle. Sono partito dal porto di Caorle, che per me è il porto di casa perché era dove tenevano la barca i miei genitori e dove sono stato sempre, ogni anno della mia vita. E partire e lasciarsi indietro quel porto che un po' rappresentava la casa, ti aspettavi di riuscire nell'impresa? Cioè il tuo obiettivo era quello di attraversare l'Atlantico o un po' hai pensato adesso io parto e si vedrà? L'idea era quella di attraversare l'Atlantico, essendo che non è così facile ho pensato parto e vedo dove arrivo. E sono arrivato abbastanza distante, devo dire. Senti, l'idea è nata anche, mi raccontavi fuori microfono, dalla pandemia. Sei partito dopo la pandemia? Sono partito dopo la pandemia devo dire che mi ha aiutato molto perché l'unica cosa che potevo fare durante la pandemia era fare lavoro casa lavoro e quindi mi ha aiutato a raccimolare la somma necessaria per affrontare questo viaggio. E poi quindi da Caorle è un po' dove sei sbarcato? Perché non sei sempre rimasto ovviamente in mare, ti sei anche un po' fermato. No, ho fatto parecchie tappe e gran parte delle tappe proprio per esplorare i posti che non avevo mai visitato, quindi mi sono fermato, come dicevo, in Grecia, dopo sono stato in Calabria, in Sicilia, in Sardegna, alle Baleari, quindi Minorca, Maiorca, Ibiza, e ho visitato tutta la costa spagnola, sono uscito da Gibilterra, sono andato a Madeira, che è un'isola portoghese, e dopo Madeira alle Canarie e dalle Canarie a novembre sono partito per attraversare l'Atlantico facendo una tappa a Mindelo, a Capoverde. E dopo ho visitato 7 isole dei Caraibi, quindi Trinidad and Tobago, Grenada, St. Vincent e le Grenadine, Martinica, Dominica, Guadalupa. E da Guadalupa sono partito per tornare indietro e ripercorrere lo stesso viaggio sostanzialmente, passando per le Azzorre. Vediamo cosa stiamo vedendo. Quello che state vedendo è probabilmente l'incontro più magico, che è il momento più bello di tutte le navigazioni, quando ho incontrato un probabilmente cucciolo di capodoglio di circa 9 metri che mi è passato sotto la barca 1 metro, credo, di distanza. E più o meno dov'eri? Ero perfettamente a metà Oceano Atlantico, a metà strada tra i Caraibi e le Azzorre, a circa 1300 miglia da terra, quindi 2500 chilometri da terra in mezzo al nulla. Sei partito da solo, ma ti vediamo spesso in compagnia in questi video. Sì, quella era una scimmietta di un ragazzo che ho conosciuto a Mindelo, a Capoverde, si chiamava Cheto, la scimmietta. Ho sempre simpatizzato molto con gli animali, quindi... Ti sei fermato tanto, hai conosciuto, mi dicevi, tante persone. Sì, ho conosciuto tantissime persone e le persone che ho conosciuto sono il motivo principale per cui se mi chiedono se era valsa la pena di fare questo viaggio dico di sì ogni volta, perché ho conosciuto veramente tante persone magiche. Come mai hai deciso di partire da solo? Un po' per la sfida, perché farlo in gruppo un po' è difficile per condividere gli spazi a bordo di una barca piccola e quindi secondo me era più semplice gestire solamente me stesso e un po' proprio per l'idea di sfida di dire riesco a attraversare un oceano da solo. Ma hai avuto paura però? Paura non ne ho mai avuta, ho sempre avuto molta fiducia nella barca, quindi sapevo che nonostante le condizioni meteo avverse, tempeste, temporali, onde di 5-6 metri, ero al sicuro. Sì. Quindi paura no, ci sono stati dei momenti in cui mi rendevo conto che dovevo prestare attenzione perché era pericoloso, ma paura direi mai. Quando ci siamo conosciuti mi hai detto, io non ero da solo perché ero con la mia barca, che è il nome che hai scritto sulla... La maglietta, la Coconut. Il nome della barca è il nome originale della barca che hanno dato gli ex proprietari a questa barca e l'hanno chiamata Coconut, che ovviamente è noce di cocco, perché volevano una barca che è costruita in acciaio e che fosse resistente come una noce di cocco e che potesse affrontare ogni mare. Ed è stato così? Ed è stato così. Il momento più difficile della tua traversata?
Il momento più difficile è arrivato prima della traversata vera e propria, quando stavo navigando tra le isole delle Canarie e Mindelo, perché ho avuto un paio di giorni con veramente tempo brutto e onde alte, il cielo era grigio, era da un po' di tempo che non facevo navigazioni importanti, quindi di più di 3-4 giorni senza fermarmi. E è stato un momento in cui ho avuto il morale basso a bordo. E come Però ti sei risollevato? ho avuto la fortuna che dopo un paio di giorni è riuscito questo sole splendente, bellissimo, e ti trovi i delfini come nel video e l'umore si risolleva sempre. Insomma, poi tu hai raccontato il tuo viaggio attraverso i social, giusto? Sì, io ho provato a raccontare il mio viaggio tramite Instagram principalmente, se si può dire. Sì, certo, certo. Perché era anche il metodo più veloce e più semplice per me per aggiornare tutti quanti a casa, amici, famiglia, riguardo a quello che stavo facendo e come stavo. Infatti non è nemmeno semplice la connessione con gli altri abituati a essere connessi ovunque. È molto molto complicato. Durante le attraversate e le navigazioni io non avevo connessione, quindi senza internet, scollegato dal mondo totalmente. E dopo nei vari paesi dove mi fermavo c'era sempre un problema di ricerca del wifi, perché connessioni costosissime, soprattutto ai Caraibi, e quindi ero costretto a fermarmi in qualche posticino a chiedere per favore il wifi. E quindi ti riuscivi a mettere in contatto. E la tua famiglia cosa ha pensato di questo viaggio quando gliel'hai detto? I miei genitori mi hanno sempre supportato da quando gli ho detto guardate, vorrei attraversare l'oceano, mi hanno subito detto vai, se è quello che vuoi fare, che è il tuo sogno, fallo. E questo. È andata così. È andata così, semplicemente. Molto semplice, però raccontiamo poi quanti giorni di navigazione ci sono voluti in solitaria per veramente attraversare tutto l'Atlantico. E Parecchi. come sono andati quei giorni, ovviamente? Parecchi. La prima traversata atlantica, quindi quella dall'Europa ai Caraibi, sono stati 8 giorni di navigazione per arrivare dalle Canarie a Mindelo, e poi da Mindelo cerchiamo ai di collocare un po' geograficamente per chi magari non conosce. Ok. Quindi dai Caraibi mi hai detto? Allora, dall'Europa ai Caraibi in totale l'ho divisa in 2 tratte. Ok. Una partendo dalle Canarie, che sono delle isole alla sinistra del Marocco, e sono sceso per circa 1500 km fino alle isole di Capoverde, che sono delle isole africane sempre all'esterno della costa africana. E da lì ho fatto la traversata vera e propria fino a Barbados, che è la prima isola che si incontra ai Caraibi. E quella traversata lì ci ho messo 24 giorni, quindi sono parecchi. E l'obiettivo era mettercene 18, purtroppo ho avuto dei problemi tecnici, ho avuto problemi all'albero, alle vele e soprattutto al pilota automatico, che è lo strumento che guida la barca al posto mio quando devo mangiare, dormire, cucinare, e quindi sostanzialmente se dovevo fare queste attività, dovevo fermare la barca completamente e poi ripartire, perché dovevo stare io alla guida. Ok, quindi tu ti sei fermato letteralmente in mezzo all'oceano per dormire? Sostanzialmente sì. Dopo un po' ho trovato un'impostazione delle vele che la barca riusciva a procedere da sola, lentamente, più o meno nella direzione giusta, però ho dovuto fare circa 17 ore al timone, quindi alla guida, al giorno per 17 giorni. Non male. Impegnativo. E una volta arrivato, che cosa hai provato? Qual è stato il tuo primo pensiero? Quando sei arrivato ai Caraibi? Esatto. Il primo pensiero è stato il cibo, perché arrivavo da questi 24 giorni di navigazione, sono arrivato a sera tardi, più o meno 8:30, 9 di sera locali, e non cenavo e non mangiavo da penso 24 ore. Quindi la prima idea è stata ok, adesso devo festeggiare e scendere a terra e riuscire a mangiare qualcosa, a bere qualcosa. Ci sei riuscito? Ci sono riuscito, gioia infinita, è stato bellissimo, però c'era tutta una stanchezza, c'è un insieme di cose che non te lo fanno apprezzare al momento dell'arrivo, ma lo apprezzi di più magari il giorno dopo, un paio di giorni dopo.
E dopo quanto tempo hai deciso di rifare la traversata? La seconda traversata ho deciso di farla un paio di mesi dopo e è stata un po' costretta come tempistiche dalla stagione degli uragani, quindi dal meteo, e ci ho provato 2 volte in realtà a fare la traversata e ritorno perché ho avuto dei problemi tecnici durante il primo tentativo e sono dovuto tornare indietro con la barca a Guadalupa, portare la barca in cantiere fuori dall'acqua e sistemare un po' di problemi tecnici e poi sono effettivamente partito. E dopo hai fatto di nuovo questa traversata e sei arrivato a Caorle 2 giorni fa? Sono arrivato a Caorle 2 giorni fa dopo tantissime miglia. Quante le hai contate? Le ho contate e in totale ho percorso circa 13.000 miglia, che sono circa 25.000 chilometri. Metà giro del mondo. Metà giro del mondo, arrivato a Caorle, grande festa mi dicevi. Una grande festa. Com'è stato rimettere i piedi a terra a casa propria? È emozionante, era già emozionante vedere l'ingresso del porto di casa, ti risenti a casa, già vedere anche il colore dell'acqua che è nettamente diverso rispetto al colore dell'acqua dei Caraibi, ma mi ha veramente fatto sentire a casa e mi ha fatto piacere perché a accogliermi c'erano tutti i miei amici, i miei parenti, la mia famiglia e nonostante fossi stanco non potevo esimermi da fare festa con tutti. Certo. E l'ultima cosa che volevo chiederti, 2 anni ininterrotti, quindi significa estate e inverno. Come hai affrontato questo e soprattutto come ci si prepara a un viaggio del genere? Prima ci hai parlato delle scorte di cibo, ma anche con le temperature. Io in realtà ho fatto il viaggio vivendo in un'estate perenne. Ok. Nel senso che sono partito da Caorle, che era luglio, quindi era estate, e sono sceso giù verso Grecia, Sicilia e ho passato a Gibilterra a fine estate, a ottobre, e mi sono spostato a Madeira, dove il clima in inverno è ottimo, si può stare in maglietta a maniche corte anche la sera, e dopo da lì per l'inverno vero mi sono spostato alle Canarie, sono rientrato per motivi di lavoro qui a casa l'estate successiva. Ho lavorato per un paio di mesi come skipper su uno yacht a vela di 24 metri e dopo quando ricominciava la stagione autunno-inverno sono ritornato dalla barca per attraversare l'oceano, andare ai Caraibi e quindi ho passato un altro inverno ai Caraibi, quindi al caldo. Quindi insomma non hai mai vissuto l'inverno e adesso ti fermerai qui? Adesso mi fermerò qui per un po'. La barca andrà fuori dall'acqua perché ha bisogno di lavori, di manutenzioni e io rimarrò a terra, penso, almeno per un anno. Almeno, quindi hai già idea di quale sarà la prossima sfida? Non ho un'idea della prossima sfida, a me come sogno mi piacerebbe navigare e attraversare il Pacifico, però è complicato e per ora non me lo posso permettere. Sempre in barca a vela? Sempre in barca a vela. Sempre con Coconut? Non lo so, vediamo cosa mi riserverà il futuro. Un sogno che vorresti realizzare invece nell'immediato, quale sarebbe? Domanda difficile. Domanda difficile, non saprei in realtà. Quindi pensiamo solo in prospettiva a questa traversata al Pacifico? Sì, quello è l'obiettivo. E la destinazione, l'arrivo, quale vorresti che fosse? Della traversata del Pacifico mi piacerebbe riuscire a fare tutta la tratta tra Panama e la Nuova Zelanda, come arrivo finale in Nuova Zelanda. E insomma, allora saremo pronti a ospitarti quando inizierai e finirai anche questa avventura, Elia. Grazie. Super volentieri. Grazie per essere stato con noi. Intanto io ti faccio vedere, ne approfitto che sei qui perché parliamo sempre di una traversata dell'Atlantico, perché lo scrittore trevigiano Tony Venturato ha raggiunto il suo obiettivo, riuscire a portare la maratona di New York degli atleti disabili. E siete stati bravi, la cassa di risonanza di Antananarivo è servita
e abbiamo raggiunto l'obiettivo, quindi l'abbiamo raggiunto assieme. Dalle nostre telecamere Tony Venturato aveva lanciato un appello per raccogliere fondi che potessero permettere ad alcuni atleti diversamente abili di partecipare alla maratona di New York, un sogno che è diventato realtà. 4.200 euro raccolti per sostenere le spese necessarie per il viaggio e per l'iscrizione alla manifestazione. L'obiettivo era di 4.000 euro, ne abbiamo raggiunti 200 euro in più, ma il bello è che stanno continuando ad arrivare delle donazioni. Piccole donazioni soprattutto, arrivate principalmente dai giovani. Sono molto probabilmente relative agli studenti che ho incontrato in questa fase di promozione dell'evento e che stanno donando veramente pochi euro. C'è da dire che un liceo nel quale ho trovato gli studenti, questi ragazzi mi hanno dedicato una canzone, l'hanno messa su Spotify e il ricavato dell'ascolto della canzone serve per la maratona inclusiva. 4 gli atleti affetti da sindrome di Down che il 3 novembre insieme a Tony Venturato saranno a New York. Anna e Giulia arriveranno dall'Italia, insieme a loro 2 atleti statunitensi, una scelta questa legata anche a questioni logistiche. Abbiamo visto che sono aumentate tantissimo le quote per quanto riguarda l'assicurazione medica, sono aumentate tantissimo le quote per il trasferimento aereo. New York è diventata la città più cara al mondo in questi mesi, soggiornare a New York costa tantissimo e quindi abbiamo fatto questa scelta. Tony Venturato anni fa rimase vittima di un grave incidente stradale, il ricovero, poi la diagnosi di paralisi, ma lui non si è mai arreso, riuscendo a tornare a camminare e addirittura a correre la sua 5ª maratona di New York. Dalla sua esperienza la voglia di far vivere ad altri atleti disabili le emozioni della manifestazione che per questi ragazzi racchiude un significato profondo. Significa avere un cambio netto nello stile di vita, diventano, come dico spesso, attori positivi del cambiamento e a loro volta diventano degli eroi nei confronti dei loro pari. E si chiude così la nostra prima edizione di lunedì 5 agosto, appuntamento ai telegiornali della sera, dopo di noi il documentario Borgo Italia alle 14:30 e il film Solitary Man. Grazie per essere stati in nostra compagnia, appuntamento a questa sera, una buona giornata, arrivederci.